Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati al nostro primo appuntamento settimanale con la nostra rubrica Auto da Fè, che ha il piacere quest'oggi di avere di nuovo ospite, lo vedo già collegato e lo ringrazio, Marco Gregoretti. Buongiorno Marco, innanzitutto grazie per essere con noi. Giornalista d'inchiesta, giornalista investigativo, direi semplicemente giornalista, perché l'inchiesta e l'investigazione dovrebbero essere connaturati, come tu mi insegni Marco, a questo mestiere, no? Scrittore, autore televisivo e karateka di primo livello, perché questa è un'altra delle passioni che ti caratterizzano e che credo abbiano dei riflessi anche sul tuo mestiere di giornalista, no? Presumo, perché credo che possa insegnare tanto quella disciplina. Fai il giornalista dal 1978 e tra le altre cose il 16 marzo del 1978 lo hai ricordato stamani in uno dei tuoi caffè sul post pagina Facebook di Radio Libertà che introduce la nostra conversazione. Ci sono tutti i link al canale YouTube di Marco Gregoretti, al profilo di X, signor Greg, alla pagina La Nuova Cronaca di Marco Gregoretti su Facebook, ma anche al profilo Instagram e TikTok. Li trovate tutti quanti i link sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà. Grazie, grazie mille. Ma guarda, grazie a te, perché io ogni mattina mi bevo il tuo caffè, come tante altre persone, vedo che crescono anche, questa mattina tu ci hai ricordato un paio di cosette importanti. Noi abbiamo intitolato la puntata di oggi Watchdog, no? Il leggendario cane da guardia, perché il giornalista dovrebbe essere il cane da guardia dei vari poteri, no? Molto spesso Certo. diventa il cane da compagnia dei vari poteri. Il cane da guardia per evitare... Il cane da guardia per evitare che il popolo entri nelle stanze del potere, cioè è il cane che fa la guardia perché non ci si avvicini ai potenti, molto spesso. Il giornalismo italiano è il titolo della nostra puntata attraverso il prisma del caso Garlasco, tra omissioni, partigianerie e appartenenze. A proposito di omissioni, partigianerie e appartenenze, potremmo, credo Marco, star qui tutta la mattina a parlarne. Ma Sì. voglio partire da due cose che tu ci hai ricordato nel caffè di stamani. Un caffè veramente esplosivo, consiglio chi è all'ascolto di andarselo a sentire e a vedere sul profilo, sul canale YouTube di Marco Gregoretti, perché tu hai ricordato intanto una cosa molto importante. Il 16 marzo del 1978, che è appunto l'anno nel quale tu diventi formalmente giornalista, se non sbaglio, rapirono in via Fani Aldo Moro, facendo fuori i 5 uomini della sua scorta. E questo è un fatto le cui conseguenze, tu hai giustamente ricordato, si protraggono fino all'oggi. Ancora oggi viviamo le conseguenze di quel vero e proprio colpo di Stato, quel vero e proprio golpe con risvolti inquietanti che nessuna commissione di inchiesta parlamentare e nemmeno tanti libri, se non forse quello del defunto Sergio Flamigni, che mi piace ricordare in questa occasione, hanno illustrato. E tra l'altro anche tu ti ci sei dedicato a tuo rischio e pericolo, perché mi pare di capire che te la sei vista brutta anche in conseguenza dell'esserti dedicato alla vicenda Moro. Poi c'è un'altra storia, la butto là subito e ti lascio la parola, che anche a me ha colpito molto sul finire della settimana scorsa, e tu l'hai ripresa nel tuo caffè di stamattina, e si riferisce all'arresto di un nostro collega, per il momento senza nome, perché c'è stata estrema cautela nel diffondere questa notizia. È un giornalista, credo di livello nazionale, perché è stato vice direttore, 48enne oggi, vice direttore di un telegiornale nazionale, oggi lavora per la comunicazione di una grande impresa pubblica nel campo energetico, per cui il profilo molti lo conosceranno, evidentemente, noi no, e la stampa, i giornali non ne hanno dato il nome, il quale è stato arrestato insieme alla sua amante, di 4 anni più grande, 52enne, una professoressa, insospettabile lui, insospettabile lei, una professoressa a Treviso, per detenzione e utilizzo di materiale pedopornografico, che nel caso specifico aveva a che fare con la figlia della professoressa, con i suoi nipoti, ma se non ho capito male, oggi Repubblica scriveva nel cellulare di questo nostro collega, per ora ignoto X, ci sono tante fotografie che non sono solo quelle dei relatives, dei parenti e della figlia della signora, ma tante altre, per cui si sospetta una rete.
E stamattina tu hai ipotizzato, con tanti punti di domanda, perché è un'ipotesi naturalmente, che questa vicenda possa aprire un capitolo che non dico ci ricolleghi alla vicenda Epstein, ma siamo lì. Del resto tu tante volte hai detto una cosa che a me, da semplice ascoltatore in questo caso, mi ha inquietato non poco, che questa lobby della pedofilia e pedopornografia è una delle lobby più potenti e diciamo così arcane anche, oscure, coperte, protette, ma che permettono di fare anche carriera oscenamente, schifosamente, terribilmente a coloro che vi entrano. Ho detto troppo, ti lascio subito la parola e poi andiamo al prisma di Garlasco perché anche lì potremmo stare tutta la mattina a parlarne. E mi fa piacere parlarne proprio con un giornalista perché l'approccio di Marco Gregoretti è quello di chi si pone domande e di chi mette una quantità enorme, se voi vi guardate le sue trasmissioni su YouTube, una quantità enorme di tasselli, il che non significa avere la verità in tasca, ma significa avere un quadro talmente complesso che poi magari quando la verità esce dici però queste cose adesso tornano e le tessere del puzzle si mettono tutte a posto. E comunque la focalizzazione che fa Marco ogni giorno su questa vicenda è quella veramente utile. Quindi in questo caso per me tu stai facendo il giornalista vero perché ci metti davanti a delle cose che sono oggettive, che sono dei fatti. Concatenarli o non concatenarli, capire se c'entrano o non c'entrano è un altro mestiere, però da questa storia vengono fuori dei fatti che molto spesso sono validi di per sé, anche se non avessero a che fare con l'omicidio di Chiara Poggi, del quale tutti parlano, più o meno esperti che siano. Però sono fatti che hanno una validità in sé. Per esempio il sistema Pavia, la chiacchierata che tu ti sei fatto con Askey e tante altre notizie che nessuno ha dato e che tu hai messo in fila, le ville trascurate, i testimoni non sentiti, tante altre cose, hanno una validità estrema in sé per sé, perché ci restituiscono un quadro. Poi tu hai fatto riferimento, ma ne parlo dopo, anche a una cosa che mi ha molto inquietato, ma andiamo con ordine. Ti lascio subito la parola perché ho già detto tantissimo e troppo e chiedo scusa per questa lunga introduzione, Marco. Grazie. Ho visto, scusami, ma cambio Sì, argomento perché ho visto un esserino a quattro zampe è che lì. girava molto carino. Sì, è lei che E mi fa compagnia tutti i giorni in diretta. la saluto affettuosamente. Grazie, Marco. Senti, non so da che parte cominciare. Allora, il riferimento alla lobby. Il riferimento alla lobby, intanto Epstein è lì che dimostra che esiste questa lobby potente. Io, siccome vado generalmente, cerco di andare dentro le cose, ovviamente pagandone le conseguenze, anche dentro la lobby ci sono andato e ci sono andato anche testimoniando a un processo contro contro un collega di fatto, che era un critico d'arte e che poi è stato condannato anche a 7 anni, ma io uscendo da quell'udienza ho subito avuto, diciamo, il riscontro del potere di questa lobby per le problematiche che mi sono aperte, che si sono aperte nel mondo del lavoro per me, porte che si chiudevano, battute non battute, perché hai detto questa cosa, eccetera. E allora io ho la domanda che facevo stamattina, alla luce di quello che abbiamo saputo dell'arresto di questo collega che peraltro dall'importante società energetica pubblica adesso è passato a una importante società privata, sempre a occuparsi di comunicazione, io mi sono chiesto ma quanto può essere lunga la filiera, quante possono essere le persone che proprio per appartenere a questa, e io sono abbastanza diretto, a questa lobby hanno avuto la carriera facilitata. Quante sono le persone che occupano posizioni importanti di potere, ma nell'informazione, ma non solo nell'informazione, e che come posso dire, possono contare sull'appoggio degli altri appartenenti a questo gruppo, diciamo, perché è una lobby
è una lobby importante, una lobby, io poi dopo andare dentro e capire perché lo facciano, non lo so. Ecco, però Marco, se tu Lo mi chiami, fanno e si aiutano. se tu parli di Sì. lobby e di persone che in questo fanno carriera e si aiutano, questa mi sembra una modalità di associazione tipicamente mafiosa da una parte e da massoneria coperta, da loggia coperta dall'altra. Sì, io non lo so, magari alcuni di questi sono anche massoni. Può anche darsi che alcuni siano massoni. Io non penso che la massoneria in sé sia un'associazione a delinquere. Infatti Non io ho penso usato l'aggettivo che coperta. co- Sa è da una loggia modalità. coperta, cioè di quelle che non Sì. si devono rendere poi, cioè il Grande Oriente d'Italia lo conoscono più o meno tutti, no? È la luce del sole. Ma ci sono, come noi sappiamo, quelle che comandano e che sono in relazione con gli affari sporchi, le logge coperte, quelle che non devono essere conosciute. Ma guarda, io allora, questo è un argomento complicato che io ho studiato molto, molto a fondo. Nei paesi occidentali, non solo nei paesi occidentali, ci sono, si dice, una nazione e una massoneria. Quindi in Francia ci sono due grandi ubbidienze, in Inghilterra ce n'è una, in Italia ce ne sono 222, mi sembra, che sono quelle attenzionate anche dalla legge Anselmi e dagli interventi di Rosy Bindi, che però lei ha fatto un gran pasticcio, perché poi ha mescolato, diciamo, il Grande Oriente d'Italia con queste logge coperte. Sì, io non so neanche come definirle. Erano nel mirino sono nel mirino di Gratteri. Io non ho nessuna simpatia per Gratteri, ma su questo Gratteri dice una cosa giusta. Erano nel mirino di Pierluigi Vigna, che hanno sempre distinto, no? E sono generalmente collegate però alla criminalità organizzata. Può darsi che esistano dei rituali profondi, quelli cosiddetti della massoneria rossa, della massoneria nera, che riportano anche al discorso pedo, al discorso del sacrificio umano. Questo l'abbiamo visto, per esempio, in vicende come quella del mostro di Firenze, e si sospetta, con 10.000 punti interrogativi, che ci sia un collegamento anche con le vicende di Garlasco, perché prima di Chiara Poggi sono state uccise tante altre persone dagli anni 90 in poi, ed è una cosa su cui io sto cercando di capirne, ecco, di più. È un aspetto sul quale tu hai acceso il faro, e direi anche in maniera molto interessante, no? Perché c'è stata in effetti una sequela di morti strane in quella zona lì. E però qui introduco l'altro argomento che mi ha colpito di tutta la tua analisi, poi entriamo magari su alcuni punti di dettaglio che mi ero preparato per la conversazione. Ecco, una cosa che tu hai scoperto e che hai documentato, ma scoperto, diciamo, che emerge dalle tue indagini giornalistiche molto chiaramente, tu lo hai detto in maniera estremamente chiara, è l'esistenza sul territorio, a Garlasco come ad Erba, per esempio, ma altrove. Erba perché si richiama a un altro caso di cronaca nera straordinario, no? La strage di Erba. Io su quella ho fatto tanti anni di puntate in questa radio e ho sentito tante persone. Però quello che mi sembra strutturalmente rilevante che viene fuori dalle tue indagini è che tu dici sul territorio, nei vari territori, il territorio di Garlasco, il territorio di Erba, tanti altri, esistono come delle organizzazioni, e qui ci riallacciamo un po' al discorso che facevamo prima, esistono dei grumi, dei sistemi, delle reti di interesse che mettono insieme imprenditoria, politica, magistratura, forze dell'ordine, interessi finanziari, banche, che in qualche modo governano un equilibrio in determinati ambiti territoriali geografici, il distretto di Garlasco, il distretto di Erba, di Lecco, di altro. E questi, diciamo, reti di interessi tendono a conservare l'interesse di coloro che ne fanno parte, diciamo, vedono di malocchio eventuali protagonisti che vengono da fuori a rompere questo equilibrio. Tu ne hai intervistato uno da quelle parti, no? Fabio Aschei,
che era un imprenditore del riso che è stato fatto fuori da quelli che avevano in mano il potere in zona locale. In sostanza, sì. Ecco, in sostanza. E quando l'equilibrio viene messo a repentaglio, entrano in campo anche forze operative che non si fanno scrupolo di sparare, ammazzare, eliminare e via dicendo. È così? Dunque, io quella che oramai ho la certezza che esista una struttura parallela che comprende pezzi dello Stato e che interviene alla bisogna, interviene se si sta superando un certo limite di conoscenza. Io, per esempio, questa l'ha vissuta sulla sua pelle personalmente, dottor Michele Giuttari, quando è stato sostanzialmente costretto a lasciare la polizia nel momento in cui stava andando oltre e stava per arrivare al nucleo. E tutti i suoi uomini del GIDES, che era il gruppo che lui dirigeva, che era, diciamo, specializzato nello studio delle sette, sono stati, quando il gruppo è stato chiuso, sono stati tutti, come posso dire, mobbizzati, cioè uno super poliziotti, uno è stato mandato a pulire i bagni in un commissariato, un altro se n'è dovuto andare, un altro hanno trasferito a 1000 chilometri, insomma, li hanno puniti tutti. E quando hanno fatto le loro rimostranze, un altro funzionario gli ha detto voi avete esagerato, questa è la sostanza. Quindi c'è una struttura che interviene alla bisogna in questo modo, interviene quando bisogna ripulire nel momento in cui viene rotto quell'equilibrio che dici tu, perché per esempio una delle questioni che io sto cercando di capire sull'omicidio di Chiara Poggi, 13 agosto 2007 in via Pascoli 8 a Garlasco, non sia che cioè una chiave non possa essere che quell'omicidio ha rischiato di attirare l'attenzione su cose che non dovevano venire fuori e che quindi è scattato un sistema che ha portato ai famosi 100 errori investigativi, perché possono essere tutti errori, ma alcuni francamente mi sembra che abbiano, come dire, andrebbero approfonditi. No? È una struttura che poi si è mossa anche a Erba, per esempio, ma si è mossa a Firenze, si muove un po' altrove quando rischia di saltare o di rompersi un equilibrio che c'è tra un pezzo dello Stato, un pezzo di imprenditoria, un pezzo di investigazione con la criminalità organizzata, perché il punto è questo. Di mezzo c'è sempre la criminalità organizzata. Se ci fai caso, a Erba c'era la criminalità organizzata. Lì c'era un locale di 'ndrangheta molto forte. Ecco. Nella Lomellina c'è la criminalità organizzata in Lomellina, quindi io penso che questa struttura esista e che abbia i propri come dire, volontari o involontari epigoni sul territorio. Marco, queste cose però le racconti tu, le racconta qualcun altro magari su qualche canale YouTube, l'informazione ufficiale non le racconta, perché se tu ti apri le pagine dei principali quotidiani o vai nelle numerosissime trasmissioni televisive che dalla mattina al pomeriggio alla sera si occupano, per esempio, del caso Garlasco, che è il nostro prisma per ragionare su queste questioni, nessuno dei giornali, nessuna delle trasmissioni televisive fa questo lavoro di inquadramento di sistema delle cose. Perché? Anzi, diciamo così, che addita, io ho avuto delle cose con colleghi a cui voglio bene, che lavorano, per esempio quando io ho insistito sulla questione del santuario della Bozzola, porca vacca, ci sono delle cose scritte che sono agghiaccianti, ma sono verbalizzate, sono agghiaccianti, e lì c'è la droga,
c'è anche la droga. Quindi, ecco. Quando io metto l'attenzione sul tema delle ville non attenzionate, sul tema delle feste, sul tema della droga, sul tema della bozzola, mi dicono addirittura che io lo faccia per prendere dei like. E dico no, e poi mi viene addirittura detto oppure ti dicono che sono fantasie, sono ubie tue. Sono fantasie, c'è qualcuno che magari va nei mondi fantastici e dice delle cose che alla fine diventano fuorvianti, secondo me. Però io cerco di stare sul pezzo. Ci sono gran parte delle cose di cui io parlo sono testimonianze che raccolgo, ma ci sono già anche nelle SIT, ci sono nelle SIT, ci sono nei verbali, ci sono nei racconti in carcere, cioè non è che sono solo che quella casa all'angolo di via Pascoli con via Pavia non sia stata attenzionata, sia stata attenzionata 3 settimane dopo, è un fatto, e che il maresciallo dei carabinieri che ha interrogato questo qui che abitava in questa casa senza neanche chiedergli dove fosse il giorno del delitto, è lo stesso carabiniere che poi dopo ha dato la scarpa sbagliata quando perché era sulla scena del crimine, e gli ha dato la scarpa sbagliata quando il collega gli ha detto darmi le scarpe che dobbiamo vedere le impronte di tutti quelli che sono entrati. È un fatto, sono fatti, non è che sono fantasie, sono elementi che poi metti insieme, e se poi dopo mettendo insieme questi elementi anche col lavoro di alcuni canali come per esempio il canale Over the Night, un canale che sta facendo un lavoro meticoloso su tutto, quando poi dopo metti insieme queste cose vedi che poi dopo ci sono delle telefonate sparite, dei numeri di telefono spariti, e poi scopri che il numero di telefono sparito magari apparteneva a un piccolo pusher che stava parlando con una delle persone coinvolte nella vicenda. Allora capisci che non sono più fantasie. Cioè io penso, anche quando si dice sì, ma la Cassazione ha deciso che, ma io faccio un altro mestiere, se ho dei dubbi non è che siccome la Cassazione ha deciso così io smetto di fare il mio mestiere, vado a vedere, e qua di dubbi ce ne sono tanti, non capisco perché, cioè capisco benissimo perché c'è questo ostracismo, perché insomma continuare a parlare del pedale, continuare a parlare dell'impronta 33 è un po' alla fine, ecco, un po' ridicolo a mio parere. Ecco, a proposito di lavoro giornalistico e a proposito di deviazioni dal sentiero della ricerca della verità, no? Quindi omissioni, appartenenze, partigianerie e offuscamento del quadro, tu ti sei soffermato su una questione che conosci benissimo, della quale ti sei occupato tanto tempo fa. Sto parlando del tuo lavoro sulla Somalia e sulle torture e gli stupri perpetrati dai militari italiani in Somalia durante la missione di pace Restore Hope Peace. Nel 98 hai vinto anche un premio, il premio San Vincent, per questo tuo lavoro di cronaca, ma tu sei stato talmente onesto da dire che forse mi hanno dato un premio per farmi tacere, no? Per mettermi in silenzio. Ecco, qualcuno ha connesso la vicenda di Ilaria Alpi, che in quel teatro somalo fu ammazzata, e tu l'hai ricordato con chiarezza, con un colpo a bruciapelo. Fu ammazzata proprio un'esecuzione con l'operatore Miran Hrovatin mentre era sulla jeep a Mogadiscio. Lo dice una perizia che fu pubblicata da te su Panorama e dimenticata da tutti. Però perché hanno tirato in mezzo la vicenda di Ilaria Alpi con Garlasco? Perché c'è di mezzo la figura di un faccendiere, tale Giorgio Comerio, se non ricordo male, il quale era domiciliato a Garlasco, era legato ai traffici della cooperazione, allo smaltimento di rifiuti tossici, alle navi che sono affondate con rifiuti tossici al largo delle coste calabre nel Mediterraneo, presso la cui villa di questo signore sarebbe stato trovato a Garlasco il certificato di morte di Ilaria Alpi. Allora, tu ti sei molto arrabbiato per questo depistaggio, per questa sorta di depistaggio. No, non so se è un depistaggio. No, mi sono arrabbiato, non è che mi sono arrabbiato, è che sicuramente che possa esserci un collegamento con i traffici, c'era anche
un'altra persona che viveva in Lomellina, che conosceva Comerio, che è una persona peraltro a mio parere per bene, nonostante le cose che dicono di lui, che era stato in Somalia, che si era occupato tanto della Somalia e che aveva tante notizie sulla morte di Ilaria Alpi, perché era in Somalia con una unità, diciamo, in collegamento diretto con Raiola, che era il capocentro del Sismi in Somalia, e che anche a me, che era molto amico, collegato a Vincenzo Licausi, che era l'operatore dei servizi ucciso in Somalia, sempre quando uccisero Ilaria Alpi, c'è tutta una filiera di omicidi anche lì. Quindi è possibile assolutamente che poi il ruolo di Giorgio Comerio non è che fosse un ruolo così fondamentale né nella vicenda della cooperazione né nella vicenda dei traffici. Probabilmente sì. Ovviamente era in mezzo, adesso non mi ricordo neanche come sia finita la vicenda. Peraltro hanno tirato in mezzo anche un cognome che all'inizio era scritto Sepio, poi era scritto Sempio, e poi io ho chiesto se c'era un legame di parentela con Andrea Sempio, mi hanno detto di no, poi dopo invece mi hanno detto di sì, proprio Aschei invece mi disse che c'era un rapporto di parentela. Adesso io sto facendo tutto questo mischione per dire che è possibile, anzi è probabilmente vero, che ci sia un problema di smaltimento, di traffici, di rifiuti che coinvolga persone che hanno non solo la residenza, ma che hanno avuto delle attività in Lomellina, perché insomma è un posto molto sensibile. Ma da qui a dire che Giorgio Comerio sia coinvolto nell'omicidio di Ilaria Alpi, secondo me ce ne passa, perché c'è un elemento, io credo che vada molto chiarita questa cosa, perché l'elemento fondamentale, secondo me, è che noi scaricavamo i rifiuti in Somalia. Cioè, e semmai Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avevano scoperto e anche filmato lo scarico di questi fusti dalle navi dell'ammiraglio Mugne, che dovevano essere banane e invece erano rifiuti tossici. E li interravano. Cioè la Somalia è stata la nostra discarica, non è che poi invece li interravano nella Lomellina, voglio dire, c'è questo passaggio che deve essere secondo me spiegato. Dopodiché Ilaria Alpi, Marco, aveva indagato a fondo su altre piste oltre a questa, oltre ai rifiuti tossici, traffici d'armi, traffici di bambini ed organi e trattamenti terrificanti subiti dalle donne somale anche per opera dei militari italiani. Questo secondo me è uno degli elementi. Allora, io ho raccontato la storia di Vincenzo Licausi. Vincenzo Licausi era questo operatore dei servizi, era il capo della centrale Scorpio di Trapani, dove c'era questa centrale dei sismi, della Gladio Stay Behind, proprio vicino a dove c'era la comunità Saman, dove uccisero Mauro Rostagno, e dentro questo centro del sismi c'era anche un aereo con cui venivano fatti dei trasporti particolari, e Vincenzo Licausi fu mandato in Somalia con un pretesto per essere ammazzato perché sapeva delle cose. Lui aveva contatti diretti con Ilaria Alpi e con il maresciallo Francesco Aloi, quello del famoso diario. E io ho copia di messaggi scritti che Licausi mandava sia a Francesco Aloi sia a Ilaria Alpi, e in questi messaggi si parlava di traffici di organi e di traffici di bambini, bambini appena nati, perché veniva detto alle mamme che stavano partorendo: quando partorisci te lo compriamo. Se lei diceva di no, e allora le dicevano: guarda, è morto durante il parto. E queste erano cose scritte da Licausi, e questi bambini
prendevano la via di questi mercati. E lo stesso con gli organi. Con gli organi venivano operate queste persone, gli asportavano gli organi e c'era questo traffico. Una delle cose che aveva scoperto, Sì. ma Ilaria Alpi aveva anche fotografato al Porto Vecchio di Mogadiscio Il gioco della bottiglia. il gioco della Marco, bottiglia. tu ti posso chiedere una cortesia? Tu hai ancora qualche minuto perché dobbiamo fare una piccola pausa obbligatoriamente. Sì. Se riusciamo a sentirci ancora, tra 2 minuti siamo di nuovo qua. Sì. Tra poco. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci di nuovo in onda con Marco Gregoretti. Marco, stavi concludendo il discorso circa la vicenda di Ilaria Alpi. Ora, in questi 2 minuti di pausa pensavo al fatto che viene un po' difficile trovare la linea che congiunga Ilaria Alpi e il suo lavoro e la sua esecuzione in Somalia con Giorgio Comerio, con Chiara Poggi, come se Chiara Poggi avesse scoperto chissà cosa, perché molte delle vicende anche legate a questa ragazza, con tutto il rispetto per lei ovviamente, però lasciano percepire, o c'è chi sostiene che lei avesse scoperto chissà cosa. Ora, anche questa vicenda che riguarda Comerio e Ilaria Alpi potrebbe condurre qualcuno a pensare chissà cosa aveva scoperto questa ragazza. Nulla in questo momento mi pare ci possa far tracciare una linea che congiunga tutti questi punti fino a Chiara, no? No, così netta no. Io tengo la mente aperta sempre, cioè io non escludo niente perché però ho difficoltà a unire la morte di Ilaria Alpi alla morte di Chiara Poggi. Quel che è certo, come tu stavi dicendo, e che tu hai documentato anche in passato, è che Ilaria Alpi, per esempio, tra le tante cose, fotografò anche quello che stavamo dicendo, il gioco della bottiglia con una donna somala, no? Che è una roba di una violenza schifosa, ripugnante, però la macchina fotografica con cui lei documentò il tutto sparì, credo che sparì insieme ai suoi appunti, e credo anche che con quelle foto e con quegli appunti qualcuno abbia costruito delle carriere, ma questa è una mia deduzione, perché poi il cinismo e la cattiveria del genere umano a volte stupisce anche chi fa cronaca o chi fa inchieste da più di 40 anni. Dico, questo non ci avevo pensato addirittura a questo. Certo, lei aveva fotografato, si erano accorti che lei che era lì, perché forse era partito il flash, perché non so che cosa. La videro, insomma.
Sì, la videro e intervenne proprio il maresciallo Aloi che la mise, diciamo, in sicurezza. Però questa cosa poi sapevano che lei aveva fotografato questo evento veramente, veramente molto, molto brutto, molto brutto. Ecco. Ma tutto questo però io non riesco a... Sicuramente Chiara Poggi ha scoperto qualcosa. Io sono convinto che Chiara Poggi abbia scoperto qualche cosa che aveva a che fare che in qualche modo ha con messo la in sua allarme la zona. struttura, diciamo. Qualcosa che ha messo in allarme la struttura, potrebbe essere. Quando, cioè, io non credo che l'avvocato Massimo Rovati dica solo stupidaggini, io anzi non penso proprio che dica stupidaggini, penso che potrebbe esserci da approfondire tutto quello che lui dice, anche la storia del sicario. Lui addirittura dice che il sicario poi ha modificato la scena per far credere che fosse di essere un delitto improvvisato. di essere un improvvisato, però insomma quelle sono cose un pochettino più, secondo me, fattuali, come dice Vittorio Feltri. La linea tra la morte di Ilaria Alpi e la morte di Chiara Poggi io la vedo molto farraginosa, non riesco a vederla. Magari c'è, ma io non riesco a vederla. Così come non riesco a vedere la linea tra la morte di Chiara Poggi e il mostro di Firenze. Anche quello è un altro elemento suggestivo. Invece Marco, per rimanere ai fatti, una certa qual linea, mi sembra di aver capito, tu la vedi tra le bestie di Satana e quanto è accaduto a Garlasco. Sì, io vedo delle modalità. Diciamo abbastanza simili, perché non dimentichiamoci che ci sono altre morti nella vicenda che in qualche modo richiama al delitto di Chiara Poggi. In Brianza, insomma, Somma Campagna, Somma Lombardo in quei boschi lì agiva un gruppo di ragazzi che, secondo le mie ricostruzioni, erano poi collegati a un fantomatico personaggio torinese che aveva, come posso dire, un incarico di responsabilità all'interno di questa setta. Ecco, tra l'altro tu hai detto, no, in un'altra puntata del tuo caffè, in maniera molto chiara, che i suicidi che ci sono nel caso Garlasco sono in Lomellina, accadono proprio nel periodo in cui operano le bestie di Satana, no? Sì, sono alcuni sì, alcuni vecchi sì, perché quelli più vicini al delitto no, perché le bestie di Satana erano già in prigione. No? Però c'è un'altra questione, tu stavi parlando di collegamenti con livelli superiori che arrivano fino a Torino, no? Di questo si occupò anche la procura di Busto Arsizio, che però poi disse che era una pista infruttuosa. Non trovarono riscontri, non trovarono riscontri. Poi credo che il sostituto che si occupava, che aveva acceso i riflettori su questo filone e sul filone degli omicidi e dei suicidi paralleli, poi credo che sia uno non è più in vita. E lui, questo era stato, non mi ricordo i nomi, ecco, è stato trasferito e ha fatto carriera, è andato a lavorare a Roma, quindi questa parte non è mai stata approfondita ed era una parte che io volevo approfondire in un docu-film che stavo preparando, poi sono andato a finire in ospedale, quindi non se n'è più parlato. Tra l'altro, scusami, permettimi di aprire un'altra parentesi, perché il modo in cui tu vai a finire in ospedale non è che te lo sei chiarito del tutto fino ad oggi, o sbaglio? No, non lo so, io ho due cioè tutti mi dicono che tutti mi dicono è stato fatto un esposto, e che non è ancora stata chiusa, il fascicolo non mi risulta sia stato ancora chiuso dopo più di 2 anni. E tutti sono convinti, quelli che hanno presentato l'esposto, tra un operatore dei servizi, un generale in congedo e un neuroscienziato, hanno presentato questo esposto dicendo che che è stata attentata la mia vita
è stato un atto di terrorismo e che io sarei ancora in pericolo di vita secondo questo esposto. A me non ha detto niente nessuno, non sono mai stato convocato, questo è tipico italiano, poi dopo magari ti succede qualcosa, dicono è successo qualcosa, però non sono Sì. io a dirlo, ecco. Però tu Non avevi sono io a documentato dirlo. che quel gruppo, stavi documentando che quel gruppo delle bestie di Satana pareva comunque eseguire delle direttive dettate da un signore Di Torino. che forse era un Che pittore. E non ho che capito forse questa era un cosa del pittore. pittore, che molto spesso tu Sì, dici chi ha questo ruolo è un pittore, chissà perché. sì, no, molto spesso c'è un pittore in mezzo a queste storie. C'è un pittore a Torino e c'è un pittore importantissimo nella vicenda del mostro di Firenze, che era quello che stava andando in Francia a interrogare Michele Giuttari, ma non glielo permisero. E io non parlo di Garlasco perché lì partono querele troppo facilmente, però si è parlato anche di un pittore, eccetera, eccetera, nella zona di Garlasco. Il meccanismo sarebbe questo, che c'è queste sette opererebbero come delle cellule Sì. non comunicanti tra loro, e diciamo in una gestione molto piramidale, e ognuna di queste celle, gruppi generalmente di ragazzi, hanno poi un referente superiore che Che li poi gestisce. ha altri referenti, eccetera, eccetera. È uno schema piramidale, come dire, raccontato anche da inchieste giudiziarie, da inchieste, insomma, Sì. non è una roba così, ecco, inventata. Diciamo da che me, questo assolutamente. referente, tramite anche l'uso di droghe, altra componente tipica di queste cose, Sì. no? Questo referente ha potere sulle persone del gruppo e le Sì. mette in qualche modo in carriera, no? Tramite prove di Sì. coraggio o di cattiveria Sì. o di violenza. Sì, Mm. sì. Sulla vicenda di questo ipotetico gruppo di Garlasco, che poi dopo può essere utilizzato anche per altre cose, non solo per vicende legate al cosiddetto satanismo, No, perché ma tu anche per hai altre avuto cose. anche una richiesta di incontro da parte di una persona straniera che ha parlato di questo gruppo a Garlasco, no? E l'avvocato di Flavius Sabo, che è uno dei personaggi che tu continui a dire deve essere sentito Sì, perché c'ha a che fare con il prete della Bozzola, con una serie di sì, ricatti, di giri L'avvocato di Flavius Sabo ti dice, insomma, sì, può essere che questo gruppo agisca così anche nella Lomellina e a Garlasco. E tu hai sì. ricevuto una richiesta di incontro di una persona che parla di questo No, ho gruppo. più di una Eh. richiesta. Sì, Eh. sì, una Sì. richiesta. Adesso io, qua una Insomma, persona la tua fonte ti ha che si è messa a le tue rischio. fonti ti hanno suggerito di studiare per la Lomellina questo tipo di struttura qua. Sì, sì, Mm. sì. Io però ho aggiunto un'altra cosa che ho verificato per altre piste, che questo gruppo potrebbe essere usato anche per altre cose legate alla criminalità, in particolar modo per lo spaccio, per esempio, oppure per aiutare un depistaggio, oppure perché se tu entri in una di quelle sette non esci più, o esci morto o non esci, Come diceva non ce Giuttari. la fai. E se uno, cioè io vedo nello sguardo, negli atteggiamenti di alcuni dei personaggi di questa vicenda, vedo proprio la sicurezza, ma anche la manipolazione. Sì. Ecco. E non ti chiedo quali personaggi perché sennò No, un altro giro di no, querele. no, No, ma sono lasciamo perché sono perdere. mie, No, certo, sono, certo. sono mie impressioni derivanti dalle tante inchieste che ho fatto sull'argomento, diciamo, no? Ecco, però non si esce. Questo poi peraltro comunque una cosa che mi è stata confermata anche dal dottor Giuttari, che di questo, voglio dire, è un grande esperto, e lui mi ha detto, che mi raccontava il caso di un ragazzo che abitava vicino ad Arezzo e che lo zio e il papà stavano cercando di farlo uscire da una setta che poteva essere collegata a quella dei mostri di Firenze, e la risposta di questo ragazzo fu che si tolse la vita. Non,
Ecco, a proposito di suicidi, tornando al tema degli strani suicidi a Garlasco e della struttura occulta che cementa interessi diversi in relazione anche con la criminalità organizzata, ciò di cui parlavamo prima, che tu hai disegnato tramite le tue inchieste, Marco, e tu ti poni anche una domanda a un certo punto. Questa struttura ha il compito di depistare, insabbiare, perfino uccidere attraverso gruppi di fuoco veri e propri, come li hai definiti, anche a Garlasco, e magari vuole fermare il procuratore Napoleone. Tra l'altro, a proposito del procuratore attuale di Pavia, Fabio Napoleone, c'è anche un caso, a me ha stupito molto, non me lo ricordavo più, quello della sua ex moglie. La sua ex moglie, Laura Siani, una giovane magistrata che poco più che quarantenne, nel 2020 viene trovata anche lei suicida a Lecco. Con la cintura di un accappatoio si sarebbe suicidata. Tu ricordi che lì siamo dalle parti di Erba di cui parlavamo prima, no? Anche lì c'era la struttura criminale e l'andrangheta. E la dottoressa Siani lavorava alle connessioni tra i cosiddetti colletti bianchi, cioè la parte amministrativa locale, e l'andrangheta, e doveva andare a testimoniare per il crollo del ponte di Annone, che qualcuno ricorderà. Anche questa è una vicenda strana, se vogliamo definirla così, in maniera un po' superficiale, no? Più che strana. No, non è che è una vicenda strana, sì, una vicenda con qualche punto di domanda, no? Io, peraltro, la struttura, per quel che riguarda il nord Italia, da come ho capito io, ha proprio tra Como e Lecco il centro più importante, più potente. Comunque la dottoressa Siani, che qualcuno sta mettendo addirittura in relazione alle indagini di Garlasco, secondo me no. La dottoressa Siani la sera prima era andata dal parrucchiere, insomma, appare strano che si sia tolta la vita. E poi è calato proprio il silenzio. Sì. È calato il silenzio, non si è più detto niente. Non si è più detto niente. Io mi ricordo che proprio quando successe il fatto, perché colpì, qualcuno mi disse: ma guarda, ma qua è come il suicidio di Ferraro, ma qua è come il suicidio di come si chiama, di Molinari, ma qua è come il suicidio di questi che, guarda, mi viene in insomma, mente, Marco, un'altra vicenda, il suicidio di Michele Landi, te lo ricordi? Il super esperto di informatica che fu sì, sì, perito per il caso D'Antona e per il caso di Marco Biagi. me Io lo ricordo all'epoca bene. contattai la sorella del povero Michele Landi, la quale mi disse: io non parlerò mai più di questa storia in vita mia perché rischio la mia di vita se parlo. Io ricordo che intervistai, subito dopo, era, non so se era il 2000, 2001, era una roba in questi anni. Ecco, intervistai il dottor Franz, cioè Piero Cancedda. Il dottor Franz era stato, diciamo, il responsabile della sede dei servizi segreti a Praga, in Cecoslovacchia, ed è quello che mandò il famoso cablogramma su via Gradoli, che poi qualcuno trasformò in Gradoli e sparì il suo cablogramma. Io lo conoscevo bene, era soprannominato il dottor Franz perché il suo ufficio di copertura era un ufficio di odontotecnico dentista, perché comunque lui era bravo a farlo. E lui mi disse appunto che lui stesso in quel periodo aveva paura di fare la fine di Landi, e lì si apriva un discorso che portava direttamente dentro alle nuove Brigate Sì, Rosse, sì. alle cosiddette nuove BR, che usavano come struttura di clandestinità l'apparire. Quindi avevano lui. E Landi aveva trovato un numero di telefono che gli è costato la vita, da cui erano, Credo che da cui erano credo partite alcune delle minacce a Marco Biagi. riportasse a un importante sindacato quel numero di telefono. Credo che Nel centro di Roma. Nel centro di Roma. Sì. E allora il racconto era che, insomma, il nuovo modo di muoversi delle BR era quello di apparire, di avere degli incarichi, ed era stato attenzionato molto
e anche appunto un'importante organizzazione sindacale italiana. Allora Marco, a proposito di tasselli fattuali, come direbbe il nostro maestro Feltri, tu ne hai messi insieme tantissimi, tantissimi. Gli ultimi sono la nonna di Chiara Poggi, di cui hai parlato stamattina, e una curatela di una questione che ha a che fare con dei terreni che avevano assunto un valore a dismisura crescente negli ultimi tempi, prima che la povera Chiara fosse ammazzata, che è un tassello. Dopodiché ti sei occupato anche della villa del vicino di casa, un'altra, di Chiara Poggi, un'altra villa, non quella che dicevi prima, un giornalista anche lui, di una testata di un settore importante, legata a un'industria molto potente in Italia, con un cognome pesante da quelle parti e con rapporti con altri colleghi giornalisti molto importanti. È un altro fatto, no? Questi fatti che cosa ci dicono? Beh, intanto questi fatti ci dicono che il quadro è ricco di cose, di tasselli. Il quadro è ricco, ma è un quadro di dove c'è un certo esercizio di potere e che potrebbero anche spiegare tante cose che stanno succedendo. Adesso trovare le parole giuste per non inguaiarci è difficile, però sì, potrebbero spiegare, perché la rete di colleghi miei, nostri, che insomma in una certa misura non va a fondo, come dicevamo prima. Sì. E poi i terreni significa anche possibili collegamenti con la criminalità che vuole fare delle operazioni. Se non ho capito male, Chiara doveva gestirli lei quei terreni lì per conto della nonna. No, ma questa è un'ipotesi. È un'ipotesi che mi è stata proprio suggerita, diciamo, ieri da più persone. Quando sono rientrato dal mio weekend di karate, sono partite queste conversazioni. Perché siccome l'intestataria, tutto con 10 condizionali, perché devo fare tutte le verifiche documentali, di quei terreni sarebbe stata la nonna di Chiara, e siccome in qualche modo volevano sottrarli per fare delle speculazioni molto importanti, Chiara, per difendere, diciamo, la nonna, si sarebbe proposta come amministratore di sostegno della nonna. Da settembre in poi si sarebbe proposta. Poi dopo noi sappiamo che nella casa della nonna a Groppello c'è stata una misteriosa intrusione una notte, che non si capisce che cosa abbiano rubato, che cosa abbiano portato via e chi sia stato. È stata vista una macchina bianca davanti. Sono tutti tasselli, no? Però appunto, se è vero che Chiara Poggi volesse fare l'amministratore di sostegno a difesa della nonna, potrebbe essere interessante, però è tutto da verificare. Sì, certo. E chi voleva fare la mega speculazione su questi terreni, che avevano un valore infinitamente superiore a quello che mi è stato detto di 1 milione di euro, no? E chi voleva farli? Con quali imprese? Con che collegamenti possibili di queste imprese? Ma è tutto, come posso dire, adesso diranno che sono un visionario, ma invece non lo sono. E i fatti sono fatti. Poi appunto, come dicevamo all'inizio, troveranno una collocazione nel momento in cui ci sarà molto probabilmente una verità su questa storia, se si arriverà, perché io mi ricordo che tu fin dall'inizio hai detto molte cose, mi fanno pensare anche che ci sarà un ennesimo insabbiamento di tutta questa storia. Questo pericolo non mi pare che sia fugato del tutto. Più che insabbiamento, cioè l'idea che intanto Alberto Stasi si è fatto 11 anni già, e quindi diamogli pure la revisione, così ne esce pulito, però tutto il resto rimane di sotto. Lui ha la revisione, quindi anche i rimborsi, quindi anche, diciamo, poi io continuo a pensare che quella condanna gridi vendetta, perché non è una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Di dubbi ce ne sono 100 almeno in quelle indagini, secondo me. Quindi, però, detto questo, lui è a fine ormai pena, ottiene la revisione.
Io su Andrea Sempio, che è molto 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 presente in televisione da tutte le parti, non si magari Ecco, tra non ci l'altro tu hai sono fatto un'osservazione su questo, no? Perché Esempio praticamente è di casa specialmente a Mediaset. A Mediaset se le è fatte tutte le trasmissioni, ma anche da Bruno sì, Vespa. non so, da Bruno Vespa, adesso è andato anche a Canale 122, Sì. è andato, cioè, sì. Quindi è come tu hai fatto un'osservazione secondo me molto interessante su questo, no? È come se si dicesse a noi, a te che ragioni con la tua testa, a me che cerco di ragionare con la mia, a quelli che ragionano con la propria e che fanno questo mestiere, attenzione perché questo campo è delimitato, è protetto. Se volete, diciamo, occuparvi di Sempio dovete fare così, intervistarlo come facciamo noi, più o meno, insomma, no? Sì, io di tutte le interviste, intanto noi ci siamo dimenticati che comunque lui è indagato per omicidio in concorso. È Io giusto non ho dare visto spazio, tanti altri indagati per omicidio trattati così mediaticamente. però voglio dire, è legittimo, c'aveva degli avvocati bravissimi, Catagliotti è un avvocato molto bravo, poi insomma si occupa di processi importanti e quindi è uno, avrà tutta la sua rete, alla fine della fiera la famiglia Sempio è stata sempre dipinta come una famiglia di poveracci, ma in realtà nelle parentele della famiglia Sempio ci sono uomini molto molto importanti, no? Però a me quello che le due trasmissioni che hanno colpito Sì. tantissimo sono state la sua presenza, Bruno Vespa, perché Sì. Bruno Vespa è potere. Bruno Vespa è potere, Certo. non è, ecco. E del Debbio, perché Che non c'entrava nulla praticamente. cosa c'entra? Capito? Gli altri, cioè quarto grado è ovvio, si Certo, occupa di sì. cronaca, poi si occupa di cronaca e ci sta, verissimo anche ci sta. Già da Nicola Porro È ci forzata. sta icchia, però Nicola Porro si è occupato del caso, ma del Debbio mi ha colpito moltissimo. Ma poi Ho anche il detto, tono dell'intervista mi ha colpito molto, no? La modalità dell'intervista. Perché non era un'intervista. certo, no, certo. Comunque, ci siamo capiti. Ultimo punto, io ho abusato del tuo tempo perché sono già le 10:58, ma credo che sia stata una conversazione utile per chi l'ha seguita. Per me sì, che l'ho seguita anch'io da spettatore oltre che da protagonista. Però volevo toccare un altro aspetto, un altro fatto. Ce ne sarebbero 3.000. Mi sono segnato tante cose delle quali non riusciremo a parlare, ovviamente, ma invito coloro che ci stanno seguendo a frequentare il canale YouTube di Marco Gregoretti, perché se andate indietro anche, Grazie. no, ma così almeno le cose di cui volevo parlare io ve le ascoltate direttamente da lui, perché sono tratte da lì. Un altro fatto che però apre un altro scenario di potere che ha a che fare con questa vicenda è l'ispezione di recente, ne hanno parlato in pochi, tu ne hai parlato, a casa di uno dei fratelli d'Arena, proprietari della società Esitel, che era la società di L'altro ieri, certo. la società di intercettazioni che era stata usata anche dalla Procura di Pavia, allorché il procuratore aggiunto era il dottor Mario Venditti. Questa ispezione è stata fatta dopo una denuncia che era stata mezza insabbiata. Esitel è protagonista delle indagini Clean 1 e Clean 2, cioè di quell'intreccio, diciamo, di interessi, procura, polizia giudiziaria, imprenditori e via dicendo, sul quale la procura di Pavia adesso, ma anche in parte Brescia, stanno indagando. No? Era la società sospettata di fare regalie e favori alla cosiddetta squadretta di Venditti, la polizia giudiziaria dell'ex procuratore e via dicendo. Un sistema, anche questo, basato su corruzione che includeva politici, imprenditori, come dicevo, magistrati, forze dell'ordine. Tu hai detto questo è Clean 1 e 2, se viene fuori tutto quello che c'è intorno e che c'è dentro è 10 volte mani pulite. Sì, sì. Sì, perché perché intanto racconta un sistema, ma è la fotografia di un sistema diffuso che sta già andando in altre procure. Per esempio, ci A sono quei Brescia. due a Brescia, ma ci sono E quei due Cuneo. imprenditori di Cuneo che hanno denunciato di essere stati. Poi ci sono, insomma, secondo me, piano piano è partita un'operazione che se va avanti rivelerà
una situazione veramente terrificante. Corruzione, nei fallimenti indotti, intrecci tra ambienti diversi, 'ndrangheta anche qua. sì, è l'andrangheta potente, l'andrangheta è potente. Per quel che riguarda l'ispezione, io non so che cosa cercassero, eccola lì. Eccoci. Per quel che Chiudiamo in bellezza, Marco. Chiudiamo in bellezza, chiudiamo in bellezza. Lei è già pulita, non ha bisogno di clean. Non ha bisogno di clean, assolutamente. Marco, dobbiamo salutarci perché sennò mi tagliano le dita qua. Comunque, io spero che possiamo risentirci perché ci sono tante altre cose di cui vorrei parlare con te, sono cose che tu hai documentato sul tuo canale YouTube. Partite da lì e trovate anche tutti gli altri su X, Facebook, Instagram e TikTok. Grazie a Marco Gregoretti, un grande abbraccio. Grazie a te, grazie a voi. Ciao a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè. Jean-Pierre? Les cornichons.